Siamo in Veneto, dove insieme a Rosario Padovano c'è un ospite. Che avevi chiesto, caro vice direttore, ci siamo, perfetto. Ricollegandomi un po' a quello che avevi chiesto a Zanolin, chiedo un po' la stessa cosa anche a Mauro Del Sal, candidato sindaco a San Michele al Tagliamento per il PDL e la Lega San Michele. Non c'è troppa frantumazione, insomma, non si parla d'altro che di queste 7 liste, anzi qualcuno dice che ce ne sono 8, sarà la lista dell'astensionismo. Lei cosa dice? Speriamo che l'astensionismo non sia determinante in queste elezioni. Io spero che la cittadinanza comunque partecipi con decisione al voto elettorale della prossima tornata amministrativa. Ecco, Del Sal, candidato Del Sal, proprio in questi giorni tra l'altro arrivano i visitos anche a San Michele al Tagliamento, ci sono state le visite di Zaia, tra una settimana ci sarà la visita di Renato Chisso, insomma come verrà vissuta quest'ultima settimana a San Michele? Ma io la ringrazio dell'occasione che mi dà anche per smentirla in relazione a quello che ha detto poco fa, perché la nostra lista di certo non si dimentica di opere come il nuovo casello per Bibbione, come il nuovo accesso e come la nuova arteria che collegherà il nuovo casello. Finora se ne è parlato un po' pochino. Le dirò che mercoledì prossimo alle 18 in delegazione comunale l'assessore Chisso presenterà proprio il progetto di queste opere. Ecco, e poi l'attenzione verso le frazioni non è che manca forse in questa campagna elettorale? Direi di no. San Michele ha una conformazione allungata. Direi di no, la nostra lista è rappresentativa di tutto il territorio, abbiamo organizzato occasioni di presentazione della nostra lista elettorale in tutto il territorio, mi sento che non abbiamo trascurato nessuno in questa fase e non trascureremo nessuno durante la nostra azione amministrativa qualora godessimo, come credo e spero, del favore degli elettori. In questi 10 secondi le chiedo un'ultima cosa, visto il confronto elettorale in televisione l'altro giorno, l'impressione che ha avuto dopo questo confronto? Direi che i tempi sono stati tiranni perché l'eccessiva polverizzazione non ci ha dato tempo di esprimerci adeguatamente. Ringraziamo Mauro Del Sal, linea alla redazione centrale.